Processo Miteni, l'azienda accusata di avvelenamento delle acque da FAS. Riprese in aula dopo il lockdown le udienze, il giudice ha dato atto della correttezza delle notifiche effettuate dalla Regione Veneto, già parte civile, al fallimento dell'azienda e alle due società multinazionali, la giapponese Mitsubishi Corporation, che oggi ha depositato l'atto di costituzione, e la lussemburghese International Chemical Investors. L'azione della Regione ha un effetto fondamentale. Ha dunque ottenuto che esse, in caso di accertamento di responsabilità degli imputati, dovranno garantire con il proprio patrimonio il risarcimento del danno cagionato al territorio e conseguentemente ai singoli cittadini veneti. Regione Veneto che fin dal 2013 aveva inviato documentazione alla Procura per far luce su quanto stava accadendo e che subito si è attivata con una serie di azioni volte a limitare i danni da inquinamento nelle falde, dai limiti portati a FAS 0 ai filtri negli acquedotti. Oggi la decisione del giudice è quanto mai storica, prossima udienza il 12 ottobre. Abbiamo deciso di chiamare in causa le due multinazionali. All'aver avuto riconosciuto questo passaggio ci permette oggi di avere un interlocutore dall'altra parte del tavolo capiente per un eventuale processo e azione risarcitoria. Dopodiché i tribunali decideranno chi ha ragione, abbiamo rispetto dei giudici, però è bene dire che è la prima volta nella storia che accade una cosa del genere.